decine di registrazioni di gare dagli anni 50 sino al 2000, anche se io mi fermo, mi piacciono più quelle di una volta, no? Le gare. E ti ringrazierò sempre perché sono documenti che altrimenti andrebbero perduti, lo sai, noi il lavoro che stiamo facendo tuttora di raccolta, perché molti hanno buttato via documenti, gli eredi spesso di grandi amatori, no, di canto sardo, hanno abbandonato tutto. Invece grazie a Bastianino, che ha un archivio enorme a casa sua e gran parte me l'ha fornito lui, anche ad Antonio Caria, però, che lui è sempre in giro cercando di raccogliere registrazioni. Io sto sbobinando tuttora delle bobine così grandi di gare degli anni 60, anni 50 eccetera. Sono dei documenti. Io in questo momento sono in grado di analizzare l'inizio della carriera di un cantautore sino alla conclusione, con decine e decine di gare, anche tu Giovanni, decine di gare, ed è importantissimo, quindi io ti ringrazio sempre Bastianino. Prenditi l'entusiasmo, guarda, di queste cose. Il maggior fruttore di questa roba era un certo Mario Cervo. Sì, e poi è stata donata al comune di Nuoro e c'è nella biblioteca, mi pare, di Nuoro. Però, ascolta, Giovanni, allora, a proposito di Mario Cervo, chiaramente oltre a Bastianino c'è Nino Manca, ci sono altri, no, che in privato possiedono degli archivi molto importanti, e l'archivio di Mario Cervo è generale sulla musica sarda in generale, però sui canti sardi mondiale addirittura. Sì, mondiale, però sulle gare li abbiamo più noi sinceramente, capito? Vero Bastianino? Quello è poco ma è sicuro, perché abbiamo già sondato. Mario Cervo ha qualche disco? No, lui ha di tutto, lui ha di tutto. Allora, detto questo, stavo parlando della tecnica. Qualcheduno nelle conferenze che faccio se la prende un pochettino, perché dice: mi è successo a Oliena qualche mese fa, mi ha contestato il fatto che sì, ma lei sta facendo solo propaganda all'arpeggio, no? Si vede che era arrivato tardi nella conferenza, non aveva sentito la mia introduzione e gliel'ho rispiegata di nuovo. Io non ho niente contro la fisarmonica, contro l'accompagnamento a plettro, assolutamente niente. Io lo insegno il canto popolare. So che è in piena evoluzione il canto popolare, si trasforma sempre col passare del tempo. Io invece sto facendo un lavoro inverso, di recupero, che è diverso. Oggi il canto a chitarra continua, si sta trasformando piano piano, ma qui ci sono i giovani cantadores che sono professionisti, ma anche loro stessi se ne accorgono. Dopo il primo re, dopo la Nuorese, dopo i Mutos, la piazza inizia a dimezzarsi, lo vediamo. E spesso non riescono a concludere la gara perché non c'è quasi più nessuno, rimangono quei 4-5 affezionati e basta. E allora come la stanno trasformando? Stanno inserendo balli sardi in mezzo alla gara, stanno facendo così per mantenere la serata, altrimenti non riescono a concludere, vero Marco? Sì o no questo? Oh. Ai classici non c'è più nessuno, e il classico in genere è per l'intenditore. A Bulzi, ricordo, i bulzesi erano maledetti su queste cose. Non potevi sbagliare neanche una sillaba quando cantavi, perché la gente conosceva le poesie e i canti. Ma sinceramente erano anche fanatici. Certo, il fanatismo c'è sempre, ecco. Però c'erano le richieste. Addirittura a Bulzi, io dico, prendo Bulzi come esempio perché sono di Bulzi, spesso e volentieri, quando si organizzava la festa, un mese prima i cantadores davano le poesie da cantare. Non si improvvisava sul palco, Allora, passiamo alla generazione dei 4 che per me sono stati la colonna del periodo più bello del Giovantu a chitarra. Per me, potete essere anche non d'accordo, ma per come la vedo io, le 4 colonne del periodo più bello del Giovantu a bogo de chitarra, canto a chitarra, sono stati 4 i cantadores. Non posso ricordarli tutti, Questi 4 io li metto un gradino sopra gli altri, e sono Francesco Cubeddu, Leonardo Cavizza, uno diverso dall'altro, Mario Scano e Ciccheggio Mannoni. Per me questi 4 sono le colonne
Sì, di quel canto lì, della terza generazione, diciamo. Poi siete venuti fuori voi, eccetera. Questi 4 perché erano bravi, tutti e 4, sapevano cantare tutti i canti della gara, tutti, dal primo all'ultimo. Mentre Gianfrancesco Bedio diceva, si intendeva da sole, cantare su Cadurissimo, per dire, no? Loro erano bravi, canto il re, Salmoresa, i Muttos, i classici, però in qualcosa cadevano. Mentre... Però anche lui molte volte era fatto in modo suo, tutti, ognuno c'era. Certo. E dopo quello di Avanutos. Uno solo. E Siamo quindi... arrivati al punto, benissimo, hanno cominciato per gelosia, allora certo. hanno ritraito si poi li ho portati al punto che mi sono già hanno imparato e hanno capito cosa c'è, poi tranne Mario Scano io li imitavo tutti con la tipica azione, no? Tu vedi, ti arrivi da subito, no? Mi pensavo, ma abbracciato, ma io più volte ve lo capiamo. Non fissi dai allora, Certo. È vero, hai ragione, questa parte hai ragione. Però Per me... questo lo facevo, quando io ho visto, basta, in certo luogo. In certo luogo sotto che abbiamo ambientali, a Sudanto che hanno inventato il Tonino Cano, e quelli che sono venuti dopo. Allora, dicevo, e adesso li ascoltiamo, questi 4, uno diverso dall'altro, sono le colonne, per come la vedo io, d'Esuganta Chiterra. E adesso li ascoltiamo. Dei piccoli cenni, Allora. Un secondo, carichiamo. Eccoli qua. Iniziamo con Leonardo Cavizza, una delle sue prime incisioni. L'accompagnamento di Aldo Cavizza con me, rispettoso del canto, ed è a penna, però rispettava il suo cantatore. Questo era Leonardo Cavizza. Adesso ascoltate un canto di Gianfrancesco Cubedo accompagnato dall'arpeggio di Adolfo Merella.
questi due erano i primi due. Però la gara piano piano si è evoluta. Inizialmente non facevano tutti i canti che si facevano negli anni 50 e 60. Ciccherio Vannoni ha avuto il grande merito di inserire i canti galluresi in pianta stabile nella gara. Il re lo facevano, il re do lo facevano già con Luigino Cosso, ma Ciccherio Vannoni ha inserito la filognana e la gramina toggia, i canti popolari. La filognana era il canto delle donne che filavano la lana a Tempio. Lui l'ha sentito la prima volta in occasione della visita del re negli anni 30 a Tempio, ne ha preso lo spunto, ne ha parlato poi con i cantadores e l'hanno inserita la filognana e la gramina toggia, ma ha inserito anche negli anni 50 la corsicana, che inizialmente fece scandalo, le prime volte che la eseguivano, le polemiche a non finire, poi piano piano l'hanno fatta tutti, però inizialmente è stata una polemica continua. E è nata la corsicana alla Maddalena, si trovava Ciccherio Vannoni con Gianfrancesco Cubetta alla Maddalena per cantare, eccetera, e in una pausa hanno ascoltato un disco di un tenore famoso dell'epoca, Tino Rossi, e è nata la corsicana. No, la Femmo, Ciccherio Vannoni, no, lui era lo stesso un tipo molto teatrale, no, quando era sul palco, l'hanno canticchiata, un po' armonizzata, anche se hanno sempre detto di corsicana aveva ben poco, l'hanno chiamata corsicana perché l'hanno voluta chiamare così perché era diversa da tutti gli altri. Adesso l'ascolteremo da Gian Daniele, un semplice esempio di corsicana accompagnato da Pietro Nieto, Perché comunque iniziava in accordo minore, maggiore. ed era fuori dalle tonalità conosciute, certo. All'inizio degli anni 60 siamo in periodo ormai quasi di benessere, no? Il boom economico di quel periodo, e c'è la volontà di accrescere anche la gara, di farla muovere. E chi è che riesce a muovere la gara? Questi nuovi brani che vengono inseriti nella gara. Inizialmente si faceva solo col canto in re, Sanuorese e Muttos, poi ripeteva qualche classico, il Miellà, di origine bosana, pare che fossero le melodie dei pescatori di Bosa, no? Il Miellà. Il si bemolle l'ha inserito Antonio De Sole. Poi vi faccio ascoltare un si bemolle registrato da Giuseppe Langio, un cantatore che non ha fatto una grande carriera di Ozieri, però ha lasciato qualche incisione, e vi farò sentire questo strano si bemolle che modula in maniera strana, però erano incisioni degli anni 30. A un certo punto Adolfo Marella, che conosceva anche il canto, oltre che accompagnarlo, lo conosceva bene, crea un'altra sonorità, il famoso fa diesis. Io sino a poco tempo fa dicevo che, perché sapevo così, dalle mie ricerche, il fa diesis dice l'aveva inventato certo Valentino Usai, no? E poi accompagnato a Sassari, Valentino Usai era un cantatore sassarese, accompagnato da Merella che l'ha perfezionato, eccetera. Invece no, da poco ho saputo che l'ha creato interamente Adolfo Merella,
tutte le variazioni del fa diesis, che inizialmente le provava con Valentino Usai, non lo accontentava molto per come lo esprimeva cantando, e allora l'ha fatto cantare a zio Francesco Cubeddu e lo hanno inciso dopo un po' di tempo. Molto probabilmente Cubeddu lo cantava a livello espressivo molto meglio rispetto a Valentino Usai. E adesso Marco ci darà un esempio del fa diesis. Scegli il brano che vuoi, Marco. Vi annuncio che tecnicamente il fa diesis nasce da una modulazione del si bemolle. Bravissimo Marco. E questo era il fa diesis, un canto difficile da acquisire, perché spesso traeva in inganno chi lo cantava e chi lo sbagliava terminava in mi invece di chiudere in re più di una volta, quindi bisognava essere anche molto abili per non lasciarsi andare alle modulazioni. È una derivazione del si bemolle, ma dimostra l'abilità che aveva Adolfo Marella creando le sonorità e questi abbellimenti vocali. Pensate che questo canto veniva eseguito come ultimo dei classici prima della Desisperada nella gara, cioè dopo 3 ore di canto. E infatti zio Francesco Cubeddu mi diceva i guesi non pindaiana. Lì bisognava mantenere la voce dopo 3 ore perché non tutti lo eseguivano, e a quei tempi il classico veniva fatto da tutti i cantadores. Oggi si dividono i canti, no? Uno fa il mi e la, l'altro fa il si bemolle se si fa, uno fa il fa diesis. Allora no, 3 ripetute erano, e se uno non se la sentiva il fa diesis non lo faceva. Adesso vi faccio ascoltare, stiamo andando verso la parte finale, un bellissimo esempio di espressività di Mario Scano, che io reputo tra i più grandi in assoluto. Qui viene accompagnato dal fratello Giovanni Scano, che suonava in maniera semplice ma bellissima.
Avete sentito la bellezza, no, della modulazione personalissima e il vibrato, i melismi che possedeva, ma sono tutti naturali, che non si possono imitare, ci si può avvicinare, però Mario Scanu poteva avere tantissimi difetti di altro genere, però io il giorno che era la serata che era in forma, lui ce n'era davvero per pochi, quando era in forma io delle gare a livello incredibile, gli stavano dietro veramente i grandi e basta, solo che soffriva spesso di raucedine, non reggeva più serate di seguito a differenza di altri, e quindi spesso io stesso mi ricordo da ragazzino in paese ha trascorso, veniva, andava alla serata, però si fermava, stava seduto tutta la sera e non cantava perché soffriva spesso di raucedine. Lui attribuiva questo fatto a quello che gli era successo a livello familiare, però non c'entrava nulla, era una questione di gola e basta. Oh, guardate che c'erano periodi che cantavano anche 20 giorni di seguito, questi cantatori, e spesso 2 gare nella stessa serata, una di pomeriggio e una di notte, insomma, e non avevano tutte le tecniche vocali, no, attenti alla voce, niente, loro aprivano la bocca e veniva fuori tutta la grande loro abilità. Sentite l'altra colonna, la quarta, che per me è importantissima, a molti non piace il timbro che aveva, invece per me a livello storico è importantissimo, Ciccherio Mannoni. Non l'ascolteremo tutta perché è un po' lunga, l'interrompo a un certo punto. Accompagnato da Adolfo Merella. Sentite la delicatezza dell'arpeggio nella desisperata. Sentite il tappetto. La tua si può divide sarrara, in giù coricaia pure e faccio incantare tutti la toccare. Ciccherio Mannoni veniva spesso da molti criticato di te, una ove munzuda, eccetera. No, ha avuto una grande importanza nello sviluppo, oltre a quei canti che ha inserito, no? Di cui vi ho parlato prima. In più, quando a Sassari aveva la famosa pergola, vero Nino? Era un punto di riferimento per tutti i comitati di tutta la zona. Chiamavano lì perché allora non esistevano i cellulari per chiamare i cantatori, non tutti avevano il telefono e quindi facevano riferimento a Ciccherio Mannoni la pergola e lui distribuiva un po' i cantatori un po' dappertutto, un po' come faceva Nicolino Cavizza ai suoi tempi, quindi diventano quasi dei boss, no? Perché dipendeva da loro se mandare uno o mandare l'altro per le gare. E non ho accennato per questione di tempo al problema che è nato quando nascono le cooperative dei cantatori. È lì che succede un po' il grosso problema, che secondo me si rovina un po' il canto a chitarra, perché subentrano gli interessi economici. I cantadores non sono più amatori del canto, ma diventano dei professionisti, e diventando dei professionisti badano ai loro guadagni, e quindi iniziano le contrapposizioni
i bisticci tra un gruppo e l'altro, e lì piano piano inizia a sfasciarsi un pochettino quel tipo di canto e di seguito che aveva quel canto sino a quel periodo. Ecco perché io arrivo agli anni 70 e poi mi fermo. Uno, perché con l'inserimento, primo, perché con l'inserimento della fisarmonica in pianta stabile all'inizio degli anni 70 in tutte le gare cambia il tipo di canto. Muore quel canto di una volta, rimane circoscritto alle campagne, ai luoghi privati, alle case private, i sozzilleris ancora, però quel canto di una volta muore. Già negli anni 70 non c'era più, perché nasce un canto moderno, pur cantando spesso le stesse canzoni, ma un canto diventerà più veloce, più ritmato. Il musicista piano piano, perché tecnicamente si evolve, diventa più bravo, inizia a spadroneggiare anche con la sua abilità sul palco. Nicolino Cavizza lo sappiamo che era teatrale, no? Teatrante, raccontava barzellette sul palco, sapeva intrattenere, ma lo faceva anche Cicche Dumannoni a suoi tempi, raccontavano dei fatterelli, cantavano spesso a poesia. Io ho tante registrazioni, specialmente nel periodo in cui si faceva il mutus a disprezzo, no? In quel periodo, e quindi si beccavano tra di loro, improvvisavano, facevano spettacolo, e la gara diventerà uno spettacolo, certo, è più spettacolare, con la fisarmonica, con la chitarra a plettro, più ritmata, però il seguito scema sempre, e se non stiamo attenti nel giro di poco tempo ho paura che non resista molto. Dobbiamo riprendere questo tipo di canto, e io dico, partendo dalle origini, infatti l'invito che faccio io ai comitati è: su 2, 3, 4 gare che fate nel corso dell'anno, fatene una Santiga, intanto qualcuno ci fa l'orecchio, inizia a risentirla, perché il canto che si fa oggi continuerà tranquillamente, nessuno lo bloccherà, anzi loro stessi, i professionisti, si adeguano al passare del tempo e adeguano anche il loro modo di cantare alle mode moderne, eccetera. Ma è giusto che sia così, perché si evolve il canto, però non dobbiamo dimenticare le nostre radici. Questo è quello che io, sicché avrò voglia, lo farò, e spero che mi segua qualcheduno. Se alla fine non ci riusciremo, pazienza, ci abbiamo tentato. Allora, il fatto delle scuole, qui per chiudere introduco un argomento che a molti forse non piacerà. Oggi esistono le scuole di canto, no? Un tempo non esistevano queste scuole così, perché un tempo si imparava ascoltando gli altri e poi uno si faceva la sua modulazione, il suo modo di cantare. Le scuole di oggi sì, sono importanti perché permettono ai giovani di continuare questo tipo di canto, però i giovani, qual è il pericolo? Il pericolo è che il giovane canta solamente l'espressione dell'insegnante che gli insegna quel canto e non spazia, mentre il canto sardo si crea continuamente, si crea. Io imparo da De Soli, imparo da Covetti, imparo da Giovannino, una volta che conosco le sue voci, creo le mie. Oggi bisogna stare attenti, perché oggi i ragazzi è molto che si avvicinano a cantare, sia le ragazze che i ragazzi. È importante. Oggi sono bombardati, un attimo Giovannino, chiudo, sono bombardati da musiche di vario genere oggi. Non è come una volta che sentivano solo 2 o 3 modelli, no? Oggi ne sentono tantissime. E quindi è difficile. Quindi sono da ringraziare queste scuole perché fanno avvicinare questi ragazzi per il ricambio. Le basi. Poi l'abilità del cantare di una volta, quello mi sa che sarà molto difficile, però è importante. Un'altra questione tecnica che spesso non conoscono gli insegnanti di queste scuole, lo dico sempre, io insegno a ragazzi dagli 11 ai 13 anni, da 40 anni, faccio canto, quindi conosco l'evoluzione della voce in quell'età. Spesso io vedo nelle nostre scuole insegnare a cantare alle bambine e ai bambini con la chitarra baritona, con la chitarra da tenore in là. No, non si può, si danneggiano le corde vocali dei bambini. I bambini sono costretti a cantare all'ottava bassa. Invece ho sempre detto, fateli cantare con la terzina normale. E vedrete come vengono fuori queste voci, no? Poi se non sono mastro, c'è chi insegna. No, questa è una questione tecnica. Questa è una questione tecnica. Allora, ma lo stesso discorso, e termino, lo faccio anche per le gare che sono state fatte sempre
tra voce femminile adulta e voce maschile adulta. Io non le avrei mai fatte. Io avrei fatto la gara di tenori e la gara di soprani. Invece oggi la donna che canta nella gara insieme agli uomini devono cantare da contralto, devono cantare e sono penalizzate totalmente. Certo che si adeguano per forza, ma non va bene. Io ho accompagnato per prova una cantante abituata a cantare con la chitarra sarda, quindi all'ottava bassa, l'ho fatta cantare con la terzina normale, la chitarra semplice. Ma così è troppo alta, prova, gli ho detto io, canta naturalmente come sa cantare, ma è un'altra cosa. Il problema di Giovanni era quello. Ma è un'altra cosa. Quindi, come il canto sardo maschile è per tenori, io vedrei il canto femminile per soprani. Per soprani. Hanno fatto un piccolo tentativo il duo d'Oliena un tempo inizialmente con qualcun altro, ma è durato poco perché purtroppo tecnicamente, dal punto di vista vocale, tecnicamente sono pochissime le persone. Se canti in si bemolle devono cantare solo le donne, non puoi cioè ci sono uomini che possono cantare ma non tutti, il tenore non canta in si bemolle. Assolutamente. A me capita spesso e volentieri con la figlia di Giovanni di cantare per forza in si bemolle. Per permettere a lei di cantare. Per permettere a lei di cantare. Io ho un esempio, di una gara, una registrazione. Maria Teresa Cau, sapete, no? Grande cantante, morta giovanissima, però lei suonava anche la chitarra, la terzina, spesso cantava da sola, ma faceva anche delle gare. Ho una gara fatta a Siedini, insieme a Leonardo Cavizia. Cantava da sola perché non avevano... per quel problema lì. Allora a Siedini hanno fatto un re con la terzina, ma c'è da ridere. Bastiani, tu ce l'hai anche quella gara lì, un canto al re, accompagnato dalla terzina, non la chitarra sarda, dalla terzina, dove Maria Teresa Cau li ha crepati tutti perché era alla sua tonalità. E si sente Leonardo Cavizia e Cuvetto cantare in quinta, come si dice normalmente, perché la voce è altissima. Io gliel'ho chiesto a Zio Francesco, ma in quella gara l'ho sentita, provavano sempre un crevara stasera. No, oltre a quello non rendeva la voce. Ma non può rendere. Ecco, quindi questo discorso viene ribaltato e succede lo stesso. Sì, a un certo punto, ma solo quel re, mica la gara, solo quel canto. Anch'io andavo solo quel canto. Maria Teresa, perché sono tenore di Svizzera, però la mia voce rispetto alla sua era più sottile perché non ero portato, non ero un soprano. Ecco perché dico io, i tenori devono cantare con i tenori, i soprani con i soprani. Allora, per non entrare in polemica, avrei tantissime altre cose da dire, ma ci vorrebbe troppo tempo e non vorrei annoiarvi più del solito. Intanto vi ringrazio che avete avuto pazienza di ascoltare e non le sempre, oltretutto. Non la fate sentire. Luigino, te la senti Luigino? La disisperata. Della compagna. La proviamo, chiaramente, come ha detto. Sì, allora, non l'ho detto, Luigino ha problemi con le corde vocali, non dovrebbe neanche cantare, sinceramente. Però come esce, dai. Sì. Allora, prima di concludere, ricordo che anche Tiesi ha avuto il suo cantatore, se no li ha avuti. Non li ho accennati perché non ha avuto grandi cantatori di fama, diciamo, ma il canto sardo a Tiesi l'hanno sempre fatto, sempre. E ricordiamo Paesello, anche se a Tiesi c'è rimasto. Non ci sono registrazioni, altrimenti ve le fate ascoltare. Lui ha registrato qualcosa a Radio Cagliari ma hanno perso tutto. Veniva accompagnato da Valerio Budroni, un chitarrista di Tiesi, poi lui si è sposato a Codrongiano, si è continuato. Sì, non ha fatto una carriera lunghissima, però faceva le gare tranquillamente. Poi ci ha tentato anche, me ne sono scritti, ci ha tentato anche giovanissima Giuliana Carta per una decina d'anni, stava cercando di inserirsi, poi ha smesso, si è sposata in Trentino, ed è tiesina. Sebastiano Carta, e anche il figlio di Andrea Nigneri, però gare sinceramente non ne ha fatto, ma era un buon cantatore. Di Paesilio l'abbiamo detto, Nino Netto e Isabella Poggioli che faceva le gare. Poi chiaramente una volta
è andata alla regione e ha dovuto smettere, no, si è occupata di altro, di politica. E così via. Allora, io intanto vi ringrazio perché avete avuto la pazienza di ascoltarmi, e non è facile. Io ho cercato di sintetizzare, magari ho cercato di seguire un po' i decenni dell'evoluzione del canto, ma ci vorrebbe tanto tempo per approfondire, anche per fare l'analisi precisa anche sui timbri vocali e sulle capacità vocali di questi cantadores. Avrei tante altre cose da raccontarvi, ma potrà capitare in un'altra occasione. Adesso invece, visto che Luigino ce lo permette, ci fa sentire tutti i lumari, la grande disisperata lanciata dal nonno, che era uno spettacolo. E inizialmente, in maniera sbagliata, secondo me, l'aveva incisa anche Giovanni Cuccuru. E